Buongiorno da Ceregnano. Oggi comincia questo nostro viaggio nella provincia di Rovigo, questa straordinaria provincia che tutti amiamo, noi specialmente abitanti del Polesine. Andiamo a scoprire i cittadini di Ceregnano, il sindaco, qualche caratteristica, qualche peculiarità di questa cittadina nel centro della provincia di Rovigo, appunto. Andiamo. Io sono stato attratto dal giubbotto regolamentare. Com'è Ceregnano? Come paese, Se tu dovessi dire Ceregnano è? un paese calmo, tranquillo. Allora, calmo e tranquillo è un pregio o un difetto? O può essere sia un pregio che anche un difetto. E per te? Per me è un pregio. Di Ceregnano? Sì, Allora, come si sta qua? ci sta bene. Lei non cambierebbe Ceregnano neanche con Los Angeles? Oddio. No, Beh, comunque- sta bene, sì. Sì. Sta bene. Criminalità tranquilla? Sì, abbastanza tranquilla ancora per adesso. Sì. E i ladri qui è dappertutto purtroppo. Ma sono spesso qua presenti o? Io ogni tanto ti senti che Sì. ci sono, sì, sì. Un aggettivo per descrivere la sua città. Beh, allora, Ceregnano non è un unico paese, è un insieme di tanti paesi, e ciascuno con la propria identità. E, secondo me un termine che può sintetizzare la mia comunità è appunto comunità, cioè ogni paese ha la sua identità e questo senso di appartenenza è forte e porta tanto valore aggiunto, siamo ricchi di associazioni. Una città che ha tante anime. Ma io direi che più che tanti anime è una cosa conseguente ai campanili. I campanili visti da un certo lato sono positivi, visti da un lato sono negativi. È un paese che ha tante frazioni e anche grandi, e ciò ha inciso probabilmente non in maniera positiva a che ci fosse più comunità e che il paese fosse concentrato. Pochi giovani. Pochi, poi non è che offra Tanto per i giovani, dice. tanto per i giovani, ma perché una volta c'era la società sportiva del calcio, anche quella a lungo termine è sparita, è scomparsa. Per gli anziani ce n'è, insomma, c'è il servizio sociale dopo che va anche un po', e questo è un fenomeno che si sta sempre più sviluppando, la necessità di un sostegno anche economico a persone all'interno di strutture, e questo purtroppo è un fenomeno che si sta incrementando velocemente ed è preoccupante anche questo aspetto, anche dal punto di vista finanziario, non lo nascondo. E abbiamo avuto un incremento anche delle spese in questo capitolo. Incrociamo le dita con Auro, con Rovigo capofila. Stiamo anche lavorando per una realtà di co-housing. Ci sono altri due comuni oltre a Ceregnano, che sono Costa e Villanova del Ghebo, con cui appunto stiamo progettando un co-housing rivolto a tutti i cittadini di Auro, quindi anche questo sarà un'importante opportunità che si svilupperà nei prossimi anni. Siamo in una realtà strategica rispetto a molti altri paesi che sono in zone infelici, potremmo avere quasi tutto, la comodità della città, poi la nostra tradizione storica, mi dispiace dirlo, ci siamo dimenticati che non abbiamo palazzi, ma solo nel territorio come noi ci sono quasi oltre una ventina di siti che superficialmente dimostrano che il territorio era anche vissuto dai romani dell'entroterra, e basti pensare a quello che si trova o che si è trovato, che peraltro è in buona parte è il museo di Villadose, e per niente da fonti non certe, ma la maggiore interpretazione dice che Ceregnano deriva da Cerere delle Messi. Difatti, rispetto alle reali circostanze, la qualità dei terreni lo dimostra. Noi eravamo a ridosso della linea d'Ossobuono Chioggia alla ferrovia, una zona più rialzata, pertanto essendoci attorno zone similmente polodose, si coltivava il grano e si coltivavano le cose attorno a questa fascia. Di dove siete? Siamo di Villadose. Però Baffo, tu vieni qua. Guarda. Allora, tu che sei di Villadose, è meglio Villadose o Ceregnano? Beh, dico, adesso vivo a Villadose, Ceregnano vengo qualche volta, però Ceregnano è un bel paese. Avevo lavorato tanti anni qua. Sì, ma cioè l'intervista, non voglio interviste mie. Come mai? Perché? No, perché non mi piace, non mi interessa. Vabbè. Ciao. Neanche lei ne intervista. Voi cambiereste Ceregnano con un altro paese? Mi no, sto bene. E lei?
Beh, se mi dovessi cambiare andrei solo a Villa Dosi. Ah, sì. Altri paesi. Allora, assolutamente non lo diremo al sindaco. No. Ah, guarda cosa che vuoi fare. Che angolo è questo che siete tutti qua riuniti? L'angolo del bar. L'angolo del bar, qua si discute di tutto. In questo momento cosa state discutendo? Caccia. Caccia. Chi è il cacciatore? Tutti i cacciatori. Lei è un cacciatore onesto o bugiardo? Cacciatori onesti non ne conosco. Allora io caccio lepre e fagiani. Basta. Lei auspicherebbe un'unione, visto che siete nel centro, tra Villadose e Gavello? Mi vengono in mente questi due comuni, voi tra l'altro avete una serie di frazioni, quindi è un comune molto ampio. Potrebbe essere una soluzione? L'auspicherebbe lei o non la vede come una cosa importante? Allora, secondo me la fusione deve essere il culmine di un percorso. E secondo me questo è stato anche un po' quello che ha portato al fallimento di alcuni tentativi di fusione nel nostro territorio. Quindi va studiata, preparata, senza darsi una scadenza. Quindi a parer mio, prima di parlare di fusione è giusto di parlare di potenziamento di convenzioni, di unione. Che state facendo? Allora, abbiamo convenzioni con entrambi i comuni che hai detto, cioè con Villadose e con Gavello, per esempio l'assistente sociale è condiviso col comune di Gavello. Il 2 giugno lo festeggiamo sempre insieme al nostro vicino comune di Gavello. Ceregnano secondo me ha intrapreso un percorso, anche viste le frazioni di cui abbiamo parlato prima, e anche identitario. Ho detto comunità è un termine che rappresenta, e secondo me quindi andrebbe, per non portare a un fallimento, andrebbe pensato a un percorso verso la fusione. In questo momento secondo me la nostra comunità non è ancora pronta a parlare di fusione, bisogna lavorarci. Ma c'è un gruppo grosso di cacciatori qua? Oramai siamo rimasti 5-6 superstiti, non di più, superstiti. Ah sì? E siete tutti qua? Più o meno? Messo a posto. Ognuno ha il suo sport preferito, mica va a pescare e non c'è poi niente, perché non che ne del... E loro vanno a caccia, non c'è niente? Ah beh, insomma... Prendono del freddo. E dell'aria sana. La Ceregnano era famosa per i mobili, cioè c'erano degli artigiani immobiliari, veramente degli artisti del mobile, e purtroppo con un lento morire un po' alla volta tutti i mobilifici sono andati chiusi. Non c'è stato il cambio generazionale, dice? C'è stato un tentativo, ma probabilmente anche quelli che sono le mode, ormai tutti andiamo a comprare i mobili in determinate catene, insomma probabilmente è cambiato anche quelle che sono le richieste da parte dei clienti, e quindi questo ha portato un po' alla volta alla chiusura, uno alla volta, di tutti i mobilifici. Ad oggi non resta nulla dei nostri vecchi mobilieri di Ceregnano. Il problema mobilieri e produttori del mobile, Ceregnano diciamo è stato il cuore del Polesine, dove si è sviluppata questa attività artigianale con qualità anche di prestigio, e avevamo 3 entità produttive, e l'amministrazione a cavallo degli anni 63-64 ha fatto nascere la mostra del mobile di Ceregnano. Con l'intervento poi del Proloco il comune ci ha passato a noi la palla e siamo riusciti a farla diventare provinciale. Io ho fatto il presidente per quasi 38 anni, è durata 47 anni e si è annoverata nella sua qualità per continuità e i successi, e passavano circa 10-15 mila persone in una settimana. Si è annoverata per le prime 6 o 7 della regione Veneto, ma aveva una risonanza provinciale, con un prodotto però che andava anche al di là dei confini provinciali. Un pregio di Ceregnano? Ceregnano, tranquillo. Sì. Gente tranquilla, buona gente. E un difetto? Oddio. Tranquillo. Tutti stanno per conto suo, ecco, non c'è più quella... l'allegria che ma forse non c'è più da nessuna parte. Città della felicità era una volta? Forse cos'è la felicità? Qua andiamo sulla filosofia, è già più complicato. Come ti trovi qua? Bene. Sì. Sì. Ma se dovessi cambiare qualcosa su Ceregnano? L'asfalto, perché c'è molte buche anche sulla strada dove abito io, quindi sì.
Ma tu sei giovane, quindi Sì. a voi a parte che ci sono pochissimi giovani, la giornata di lavoro, eccetera, però per voi giovani cosa c'è qua? Beh, gran poco. Sì. Gran poco. Com'è questo paese? Siamo messi male, Perché? Poco movimento? oramai. A parte che più o meno sono tutti uguali. Però lei ha occhio in pensione, vero? Sì. Di solito si dice chi è in pensione è tranquillo, sta bene. Lei invece è un po' pessimista. No, non è che sia pessimista lei, che ti arrivi fin lì e basta. Niente da fare. Non è né bravi né furbi. Perché vi siete trasferiti da questa città della felicità che il mondo invidia? No comment. Extracomunitari. Allora, qua torniamo sempre alla descrizione iniziale di un paese, di un comune fatto di diversi paesi, e ogni comunità ha le sue caratteristiche. Allora, probabilmente stamattina hai girato per Cerignano, Cerignano magari ce n'è qualcuno in meno di residenti. Se penso alla frazione di Lama Polesine o di Pezzoli, lì qualche immigrato c'è. E in gran parte c'è un'ottima integrazione, non ve lo nascondo, sia che se vengano dall'est Europa o dal Nord Africa, insomma io noto tanti casi positivi di buona integrazione. Lavorano, quindi si integrano anche per la maggior parte, sì. Voglio parlare solo delle cose positive, quindi sì, sono nelle nostre scuole, quando facciamo gli incontri con i ragazzi, perché appunto abbiamo per fortuna abbiamo delle scuole molto attivi, quindi anche si collabora col comune, abbiamo avuto degli eventi natalizi dove abbiamo riempito la piazza di bambini, e vedere qualche ragazzo insomma con tratti somatici insomma che magari orientali o nordafricani fa piacere, insomma vedo un'ottima integrazione con le nostre scuole, quindi sì, non c'è problema. Bellissimo paese della felicità. Tu quanti anni è che sei qua, che lavori qua? 40 anni. E quindi l'hai visto un po' cambiare o meno? Si è cambiato totalmente. Ah sì? La gente si butta più verso i centri. Io ho visto molti anziani nella giornata di lavoro, eccetera. È sempre così? Sempre così. Oggi manca anche banchi. Manca i banchi qua perché sono tornati in ferie e allora non ci sono. Ma la domanda anche commerciale, cos'è che consumano qua di più? Qua siamo salami. Vengono per i formaggi e salami. Formaggi e salami. Ma c'è un'inflessione anche dei gusti ferraresi o proprio... No, più sul Veneto. Sì, quindi salamina da sugo, quelle cose lì non le vogliono. No. E lei è forse il presidente della Proloco con più continuità, o sbaglio? In Italia, aspetta, perché qua parliamo di numeri importanti. Non so se questo sia un titolo onorifico o da essere preso in giro. Sì. No, è un dato di fatto. Sì, quindi... Come dato di fatto, sì, presidente del comitato promotore dal 72, presidente della Proloco dal 77, per continuità che lo sono ancora oggi, nonostante che io metta a disposizione, risulta dai verbali, la mia carica. Credo di essere senza dubbio il presidente di Proloco per continuità più vecchio del Veneto e uno tra i più vecchi d'Italia, un po' per l'età ma senza dubbio per la continuità. Ecco, le Proloco di solito sono assemblatori di vari comitati, di solito ci si collabora. Io mi ricordo interviste che feci una decina d'anni fa, che forse di più, che c'erano tanti altri comitati, che parrocchiali o altro, e poi c'era l'amministrazione che dava una mano. C'è ancora questa collaborazione o purtroppo c'è una competizione che poi indebolisce una delle varie attività? Beh, per quanto mi è dato da esprimermi sotto il profilo constatativo, non giudicativo, intanto non ci sono quasi più associazioni ed è un SOS per il volontariato a tutti i livelli, e questo è un male, perché troppe associazioni può creare divisioni, come in quel momento c'è stata qualche associazione un po' antagonista una con l'altra, ma non più di tanto. Adesso non c'è quasi più nessuno e questo è un male, perché la vita di un paese erano i comitati parrocchiali, erano le Proloco, le associazioni sportive, i ricreatori, ma oggi un po' per le mutate esigenze, un po' per cambiato, un po' perché i giovani sono lontani, ma credo che siano lontani anche dalla politica. Addirittura io, essendo nel settore anche professionale, non c'è neanche più gente che vuole fare le professioni. Ecco, noi come Proloco stiamo vivendo, siamo persone che viviamo con continuità, siamo tranquilli nel nostro operare, però
al di là delle apparenze siamo poco sostenuti a livello pubblico e abbiamo difficoltà a esistere sul territorio, ma comunque viviamo con rispetto degli altri, chiediamo rispetto e facciamo le battaglie, perché essere pro loco non vuol dire fare la sagra da mangiare e bevere, ma essere pro loco vuol dire, come noi a suo tempo siamo stati i primi a provare la navigazione turistica del Canale Bianco, siamo stati quelli che hanno attivato una società ciclistica che abbiamo fatto corse per dilettanti per una seconda e una mostra provinciale dei mobili. Siamo convinti che pro loco vuol dire fuori dall'uomo, fuori dal territorio, pertanto anche le battaglie ultime che abbiamo fatto per tutelare il territorio, che non erano contro qualcuno, ma era di tutela e valorizzazione del territorio, della sua vivibilità e delle genti del territorio. Ceregnanesi, si dice ceregnanesi? Sì, come vuoi. Allora, finalmente uno col sorriso, quindi vuol dire che la città della felicità funziona. Sì. Stiamo bene, dai. Sì? No, non ci sono problemi, guarda. Lavoriamo tutti sotto lo Stato e non siamo sempre qui. E non ci annoiamo. Nel senso di INPS? Bravissimo. Perché qualcuno dice che l'Italia è una repubblica fondata sulla pensione. Ma no, non più sulla dai. Io ho intervistato un po' di gente, dicono una volta era il paese della felicità. Perché una volta? L'altra Anche adesso, una volta che un discorso politico, dopo sento anche il sindaco. il titolo poi rimane, sono come i parlamentari, una volta che uno diventa onorevole, sa che poi dopo uno decade da onorevole, resta sempre onorevole, no? E stesso è il paese, no? Resta sempre della felicità. Sempre quello della felicità. Però di solito, chiedo alla signora, uno con la felicità è un po' più allegro, sto signore qua è un po' attapirato, un po' meno. Questa mattina non si è stato felice. Non si è alzato bene. Lei comunque mi sembra molto soddisfatto della sua città. Lei è di Ceregnano? Io sono originario della frazione di Lama Polesine, vivo a Ceregnano da quando mi sono sposato, sono venuto a vivere qua. E cosa auspica lei per il futuro di Ceregnano? Allora, non c'è limite al meglio. Cioè, allora, vi ho detto che Ceregnano ha una identità di comunità e secondo me possiamo lavorare per farla ancora più forte. Quindi secondo me il nostro lavoro deve essere in funzione di tutto questo. La nostra società sta invecchiando e quindi dobbiamo un po' sempre di più lavorare perché ci sia questo dialogo fra generazioni, per esempio. Quindi guardavo prima, mi sono affacciato dal terrazzo del comune e il centro anziani ha fornito i nonni vigili alle scuole che quindi i nonni vigili accompagnano i ragazzi nella nostra biblioteca. Ancora di più di questo. Io questo mi auguro, una comunità ancora più forte, ancora più legata. Grazie sindaco. Grazie a voi. Puntata finita. Prossima settimana saremo, non si sa, andiamo in un altro paese di questo straordinario Polesine.